cioè ti trovi veramente a lavorare per alla fine pagare i danni. Mi ha detto che sta pensando di chiuderla questa. No, pensavo proprio di cambiare zona completamente perché non è possibile. Non ce la fa più Sara D'Ambrosi. La seconda spaccata in un mese alla sua pasticceria di Via Bembo a Mestre è una mazzata destinata a lasciare il segno, tanto da farle pensare di andarsene. Il presente è fatto di danni da ripagare, il futuro è scandito dall'incertezza di subire un altro raid, come quello avvenuto all'Epifania. I ladri hanno buttato giù la porta e rubato merce natalizia, o quello di sabato notte. Qui i malviventi prima hanno tentato di sfondare la porta dell'altra volta, poi hanno rotto anche il marmo del pavimento di un'altra vetrina. Qui invece è il punto da cui sono entrati. Esatto, sono entrati, hanno quindi, cioè, si sono fatti un varco, sono entrati, uno si vede teneva, sono entrati per di là, avrò comunque un danno di 2000 euro sicuramente, anche di più forse. Questa volta era furtiva, lei diceva. Furtiva un pacco di galani, Quindi proprio non... di galani, un pacco una di presa in galani. giro, sì. A settembre l'allarme sulle spaccate in questa laterale di Corso del Popolo era stato denunciato dal segretario generale della UIL del Veneto Roberto Toigo. La sede del sindacato aveva subito 4 raid alle macchinette del caffè. E poi hanno fatto la lavanderia, hanno fatto la parrucchiera, poi in Corso del Popolo con il negozio di tessuti, il negozio di cinesi, la tabaccheria, cioè tutti. Anche per gli addetti ai sistemi di sicurezza dei locali, Via Bembo è entrata nel novero delle strade in cui fioccano le richieste di intervento. Mestre in particolar modo in questo periodo è abbastanza sotto attacco. Voi vi siete fatti tutto il giro perché qua ci sono state numerose spaccate, avete lavorato anche con gli altri negozi. Assolutamente sì. Sara D'Ambrosi non ha ancora fatto in tempo a presentare a Cafarsetti una prima richiesta di rimborso parziale dei danni, il provvedimento del comune è recentissimo che dovrebbe già compilare la seconda. In quest'area di Mestre l'allarme è tale da aver modificato gli orari di apertura del locale. Ho iniziato a chiudere alle 8 di sera, poi piano piano 7:30, 7. Proprio per le frequentazioni che Certo, perché poi il giro di gente poi non è dei migliori.